È arrivata la notizia della nomina di 3 commissari straordinari per l'amministrazione di Speedline. I tre commissari nominati dal Ministero del Made in Italy, oltre al dottor Maurizio Castro, già operativo in azienda, si aggiungono altri due professionisti. Si tratta del commercialista e avvocato siciliano Giovanni Patti e il professore di diritto costituzionale Alfonso Celotto. Notizia questa della nomina di tre commissari che sorprende e sconcerta i sindacati. Ecco il perché. Non nascondiamo, ci ha colto un po' di sorpresa in quanto immaginavamo tutti che ci fosse una scelta in continuità col commissario giudiziale che era Maurizio Castro. La scelta della triplice nomina probabilmente giustificata come mossa strategica per rilanciare l'azienda dei cerchi in lega e tutelare i posti di lavoro, per i quali i sindacati chiedono ora una immediata convocazione in regione. Il primo obiettivo che noi abbiamo, ci stiamo già lavorando in queste ore, è la convocazione del tavolo in regione per richiedere la cassa integrazione straordinaria. Ricordiamo che i lavoratori sono a casa già da 2 mesi senza l'approvazione della cassa, quindi con uno stipendio assolutamente risicato. Il giorno 7 hanno ripreso a lavorare con l'utilizzo comunque di ammortizzatore sociale in maniera molto importante. Non essendo approvata ancora la cassa integrazione, non hanno ancora la retribuzione della cassa corrente né quella degli arretrati.